Ciao ragazzi, avete presente quando si dice l'effetto wow? Oggi vi spiego come si ottiene invece l'effetto signor, mamma cara che buoni. Basta avere i roffioi e dopo signor, mamma cara che buoni. Visto? Mi trovo a Sanguinetto e quella che Daniela ha appena tirato fuori dalla cassaforte è una sua antica ricetta dei roffioi, il dolce tipico di Sanguinetto che adesso si sta preparando per l'imminente ormai festa, la sagra dei roffioi che si svolge per l'appunto dal 6 all'8 settembre. Ma sapete chi la sta preparando questa festa? Sono le donne, le vere artefici di questa delizia gastronomica, perché già da diverse settimane sono al lavoro nel loro laboratorio dove ne stanno confezionando ben 25.000, tutte e ognuna con la propria mansione, con il proprio compito, che svolgono con grande diligenza, con grande professionalità e sempre in rigoroso silenzio. Ma quasi sempre, ecco. Ma come nascono i roffioi di Sanguinetto? Si parte con la sfoglia. La sfoglia viene preparata al mattino, che così ha il tempo di riposare e così nel pomeriggio la lavoriamo. La lavoriamo in laboratorio, abbiamo un laboratorio autorizzato dove procediamo alla produzione di questo dolce tipico di Sanguinetto, che dal 2018 è anche prodotto DECO. La sfoglia deve essere sottile, friabile al palato e difatti li friggiamo man mano che vengono serviti in modo che la frittura sia fresca e il prodotto sia sempre friabile e croccante. Quindi le signore sono esperte? Le signore sono molto esperte in questo. Siamo 25 volontarie, però solo 3 sono le specialiste nella frittura di questo dolce. Abbiamo il ripieno, il delizioso ripieno che viene fatto con mandorle, cedrini, amaretti, biscotti secchi, cacao amaro, zucchero e qualche aggiunta di liquore. E dove si prendono questi ingredienti? Allora, abbiamo il nostro fornitore di fiducia dove le nostre signore fanno l'acquisto mirato proprio alla qualità del prodotto finale, quindi gli ingredienti sono sempre selezionati e di grande qualità. Gente che gaoccio allora. Ho gente che gaoccio, sì, esperienza soprattutto. Allora, cedrini e mandorle. E mi raccomando, impastare bene. Se no, giunterò e sarà. Una volta recuperati tutti gli ingredienti si procede alla preparazione del ripieno, che è la parte più elaborata perché i cedrini devono essere tritati rigorosamente a mano, dopodiché si frantumano gli amaretti e i biscotti, vengono aggiunte le mandorle tritate, a cui si aggiunge il cacao amaro, lo zucchero e l'anice, il rum e l'amaretto di Saronno. Si mescola il tutto, si ammorbidisce magari con qualche goccino di latte se l'impasto non è morbido abbastanza e dopodiché si procede nella sciacca poscia a fare la pallina di ripieno che viene posizionata al centro del quadrato della sfoglia. Dopodiché il momento più importante è sicuramente anche la chiusura, perché durante la frittura assolutamente non si deve aprire, altrimenti rovinerebbe il prodotto. La parte finale è lo spolvero con lo zucchero a velo che dà il tocco finale al nostro dolce. Tutto naturalmente viene fatto a mano perché queste signore sono Rigorosamente a mano, viene fatto tutto a mano. Devi pensare che in un pomeriggio riusciamo a farne 2000. Mamma mia. 2000, ma tutti tagliati dopo rifilati, c'è una lavorazione molto attenta. Sembra quasi che a volte queste signore stiano accudendo ai loro figli più che a questo dolce, tanto è la cura che ne hanno. C'è una storia bella e singolare dietro a questo dolce tipico di Sanguinetto ed è una storia che è nata qui, in prossimità della chiesetta della Rotonda, in località Capodissotto, a sud del paese.
Sembra che qui la storia dice che qui praticamente in prossimità della ricorrenza del 12 settembre, quando si festeggiava il Sacro Nome di Maria, qui si tenesse una festa a partire sembra dagli anni intorno all'Unità d'Italia. E in questa festa c'erano diversi banchetti di dolciumi e quindi la gente veniva qui, festeggiava, stava insieme. Ma di fronte alla chiesetta c'era una locanda. Questa qui era la locanda alla posta gestita dai signori Longhi, che all'epoca avevano pensato anche loro di arricchire questa festa con la preparazione di una delizia tutta nuova che veniva offerta anche ai forestieri che qui soggiornavano o erano di passaggio con le loro carrozze, per questo la locanda alla posta, per il cambio dei cavalli. E sembra che per creare questi dolcetti le donne del paese, le donne di Sanguineto, venissero qui a tirare la pasta, all'interno della quale veniva messo poi il ripieno. E per il ripieno sembra che lo stesso signor Longhi, quando si trattava di crearlo, si mettesse molto in disparte per inserire il suo ingrediente segretissimo. E sembra che la leggenda poi sia continuata. Poi le donne hanno continuato a mantenere questa tradizione, le donne di Sanguinetto, che è arrivata fino ai giorni nostri, anche se oggi la festa non si svolge più qui davanti alla chiesetta della Rotonda, che rimane comunque l'emblema per la festa dei Rifiori, ma si è spostata più in centro. Oggi non esistono più ovviamente i testimoni diretti della discendenza dei Longhi, eccetera, anche se poi c'è stato un passaggio di consegne tra alcune proprietà. Come ha fatto quindi la ricetta a tramandarsi? O meglio, esiste una ricetta unica? Non esiste una ricetta unica, ogni famiglia di Sanguinetto, soprattutto del Cao del Sotto, ha una sua ricetta e ognuna dice che la sua è l'originale. Che vuoi che ti dica? Noi lavoriamo con una ricetta che era ancora della suocera mia, quindi datata 1931, e da lì siamo partite con le nostre prove e la nostra ricetta finale è questa. Abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni e abbiamo delle grandi soddisfazioni perché magari a settembre le famiglie preferiscono venire alla Proloco che farseli in casa. Una volta invece tutte producevano il proprio dolce con la ricetta che avevano in casa. Hai dei ricordi tuoi a cui sei particolarmente legata, Daniela? I ricordi miei, a settembre in casa bisognava fare sempre questo dolce. Chi avrebbe mai detto che poi ne avrei fatti così tanti nell'arco degli anni? Sì, ogni volta si ripeteva questo rito della preparazione per per la seconda settimana di settembre, in nome della Vergine Maria, di preparare questo dolce. E addirittura dicono, la leggenda dice anche che venivano appesi alle saraie, ovvero alla rete, e i bambini alla mattina li trovavano appesi alla rete e andavano a prenderli. Verità, leggenda, non lo so, comunque che questo si dice. Come avviene anche in altre località e con altre tradizioni gastronomiche, vedasi il caso di Valeggio sul Mincio con i tortellini, anche a Sanguinetto sono soprattutto le donne le vere custodi della longevità di questo dolce, che è un dolce unico, tipico. Pensate che è la prima deco riconosciuta ufficialmente per la provincia di Verona e figura anche nell'elenco dei prodotti tipici locali in Gazzetta Ufficiale. Le donne che continuano ancora oggi nel loro lavoro di confezionamento, sia nelle case, soprattutto in prossimità della ricorrenza della Sagra dei Rofioi, che appunto, grazie alle volontarie, anche attraverso una produzione più seriale, chiamiamola così, nel laboratorio. E questo è lo specchio in sostanza di un senso, di uno spirito di comunità che continua a vivere grazie alla loro grande manualità. Far parte del gruppo delle signore dei Ruffioi, ti dico, è una punta d'orgoglio. E quindi ci ritroviamo anche al di fuori di quello che è il lavoro del laboratorio per fare qualche pizza insieme così, proprio per riconoscere l'unione di questo gruppo, il lavorare insieme, perché abbiamo anche dato una mano alla Proloco in momenti un po' difficili, che anche economicamente, quindi siamo riusciti con i nostri incassi a salvare qualcosa che andava perduto. La nostra cosa principale è quella di tramandare questa tradizione di questo dolce, perché veramente anche i giovani devono conoscere questo attaccamento alle tradizioni, alle antiche tradizioni. Per me è una soddisfazione vedere soprattutto l'unità del gruppo, la voglia di portare avanti questa tradizione
di lasciare un qualcosa sanguinetto che sia ricordato non solo per altre cose, ma soprattutto per questa tradizione che è riconosciuta ormai anche fuori da Sanguinetto. C'è un po' il vostro cuore lì dentro. Lì c'è proprio il nostro cuore. A volte ti dico che qualcuno quando ci vede chiudere questi dolci pensa che stiamo accudendo i nostri figli, perché ci mettiamo veramente tanto tanto amore. Faremo del brio quelli così. Siamo pronte? Sì. No, perché questa è una parte della squadra che poi dà vita ai 25.000 ruffioli. 25.000, non so se capite. C'è ancora una cosa che deve essere svelata, Daniela. Io so che c'è un segreto, me lo dici tu, anche a Riccia. No, che segreto è? Se te lo dico, che segreto è? No. Ma sono un amico. È meglio che me lo tenga per me. Quindi Non lo sanno neanche loro, figurati se lo dico a te. Sei tu l'unica depositaria. Mi si spiace, ma sono proprio io. Fermo così, 25.000, un Sì. migliaio me li tengo perché devo capire. Va bene. È una sfida. Va bene, è una da sfida. capire cosa che è dentro con gli ingredienti. Allora devi scoprirlo da solo. Comincio con questi. Prego. Ciao signore, grazie di tutto. Ciao.